costernazione, più che altro per mettere in risalto l'incapacità di quel personaggio, perché mi è piaciuta la prima telefonata dell'elettore leghista, ha detto vabbè, il tipo parla alla pancia e dice quello che gli altri pensano, però sono tutte proteste, non c'è nessuna azione politica, c'è l'incapacità di azione politica. La telefonata diceva perché allora non si fa, si raccogliono le firme eccetera eccetera. Infatti se guardiamo in altri posti d'Europa, in Scozia, lo Scottish National Party sta facendo la completa indipendenza politica della Scozia ed è partita molto più tardi della Lega Veneta prima della Lega Nord. Adesso però come la Lega lo Scottish National Party è al governo in Scozia e nel 2014 fanno il referendum per l'indipendenza. Cioè Cameron, il primo ministro della Gran Bretagna, va su ad Edimburgo, la capitale della Scozia, per negoziare con Salmon, il ministro. Ecco, ritorniamo alle parole di Bossi. No, appunto ritorniamo a sottolineare l'incapacità di questo personaggio che è un quarto di secolo che è seduto a Roma e non ha fatto assolutamente nulla. Invece un percorso legale, perché qua vogliamo tutti stare all'interno della legalità, se è per dare un minimo di giustizia fiscale ai veneti, esiste. Per quello Veneto Stato sta facendo quella raccolta firme che lo spettatore aveva invocato, lo stiamo facendo perché è possibile, la stessa regione Veneto con Zaia potrebbe fare lo stesso percorso della Scozia e indire un referendum per la completa indipendenza politica del Veneto. È fattibile, quindi basta proteste. Anche alla luce di tutte le dichiarazioni che abbiamo sentito dai nostri telespettatori che insomma alla fine dicono sì, malcontento è tanto, per cui è alto e parole del genere, ma sì, tanto l'ha detto Bossi. Ma Bossi però ha provato una cosa, perché ricordiamoci, lui è seduto in Parlamento italiano dal 1987, quindi un quarto di secolo. Quello che ha provato, tutto quello che aveva descritto anche prima Manzolini, proviamo la devolution, proviamo il federalismo, statuto speciale, ha provato che qualsiasi riforma che passa per Roma è impossibile da attuare. Quindi è lì il punto, quando vuoi guardare alla Scozia, non è cercare qualche soluzione che passa per Roma, fare alleanze con i partiti italiani, no, l'unica soluzione la trovi solamente qua in Veneto. Per quello Veneto Stato, il percorso di Veneto Stato, non passa per Roma, è quello lo sbaglio della Lega. Protesta, però è seduta comodamente a Roma. Non occorre andare a sedersi a Roma, le soluzioni le puoi trovare qua, con una maggioranza solo dei veneti. L'unica soluzione è la completa indipendenza politica del Veneto, come stanno facendo in Scozia. È un percorso legale, è un percorso pacifico nel rispetto del diritto internazionale. Quindi non c'è bisogno di Monti e quindi non si dovrebbe eventualmente. Cioè, di cosa parliamo? Berlusconi ha detto anche, basta ritorniamo a parlare delle cose serie di questo paese, però tendenzialmente abbiamo anche sentito che parte delle telefonate all'inizio sembrava quasi pilotate perché tutti erano d'accordo con Bossi, insomma alla fine la gente dice che il malessere è insopportabile, insostenibile, e questo è chiaro, cioè il livello di pressione fiscale che si subisce in questo territorio è il più elevato al mondo, siamo a livelli oltre la Svezia, quindi i servizi mancano, quindi la situazione è effettivamente insostenibile. Dopo il fatto che anche i comuni, le province, le regioni virtuose viene sottratto la cassa, la tesoreria, stiamo arrivando proprio alla beffa. Però a parte la protesta, a parte urlare, dire così non va bene, ci sono delle proposte, ci sono le possibilità di fare resistenza, perché esiste a un certo punto, dopo una certa soglia di pressione fiscale, c'è anche un diritto alla resistenza, anche nel caso delle tesorerie. Siamo in Europa, non occorre avere la tesoreria di un comune, di una regione all'Unicredit, la puoi portare anche all'estero, la puoi mettere in Austria, la puoi mettere in Germania, ci sono altre banche commerciali che possono offrire quel servizio lì e dopo rispondono al titolare di quei servizi. Quello è quello che vuole Veneto Stato, cioè dobbiamo renderci indipendenti da questo Stato sanguisuga anche nelle piccole cose. I nostri candidati sindaci nel programma hanno quello, le tesorerie le terremo in banche commerciali che stanno all'estero.
Dopo, se c'è qualcosa con il Stato italiano, vedremo, andremo dai giudici a vedere chi ha il diritto di attingere a quei cosi. Io ho capito, però in questo momento qua Unicredit, per fare un esempio, ha fatto, te non ti ascolto anche se sei titolare di quel conto in banca lì. Dopo fai ricorso, aspetti anni. No, intanto i soldi li tengo fuori perché siamo in Unione Europea e c'è libero scambio di capitale. E dopo vediamo chi ha ragione. Fino all'ultimo, infatti Roma Capitale l'ha fatto proprio fammi finire. La roba più grave è che la Lega è stata al governo per tutti questi anni. Assieme al PDL la pressione fiscale è aumentata, è ancora più grave il residuo fiscale qua in Veneto, c'è la differenza tra quanto si paga di tasse quando ritornano i servizi. Sotto il periodo Lega-PDL è aumentato qua in Veneto, cioè il divario fra quanto paghiamo di tasse e quanto riceviamo dietro di servizi in questi ultimi 10 anni è aumentato. Quindi questi sono i numeri, c'è poco da fare. Con la Lega giù a Roma, dove non dovrebbe andare via dal Parlamento italiano se vuole veramente fare l'indipendenza, con la Lega giù a Roma la situazione è peggiorata per noi veneti. Telefonate